4 novembre 2017, qui a Cicciano per celebrare i caduti in guerra e non solo. Siamo con il primo cittadino e allora io chiedo al dottor Raffaele Alvonio, questa giornata come si è svolta e qual è il programma di questo evento? Sì, ecco, 4 novembre, giornata dell'unità d'Italia. Oggi abbiamo avuto l'onore di avere sul territorio comunale una delegazione di Nadur, che è un comune con noi gemellato dagli anni del 2000, quindi sono 17 anni, guidata dal sindaco attuale Edward Said. In questa occasione abbiamo colto l'opportunità di farli venire per la prima volta, almeno per quanto riguarda il sindaco attuale, all'interno del centro Nadur, un centro sociale che è nato proprio a cavallo degli anni 2000, quando è nato il gemellaggio, un centro che stiamo facendo vivere e che è diventato veramente un cuore pulsante della Cicciano, che si muove sul volontariato e sulle associazioni cittadine. Per l'occasione abbiamo cercato di suggellare questa data 4 novembre 2017 con una targa commemorativa a suggello di questo percorso di amicizia e fratellanza che è nato nel 2000, quando siglarono l'accordo di gemellaggio. Il sindaco all'epoca era il dottore Rosario Castoria con Chris Said, quindi ora siamo qui a 17 anni a ricordare quel momento e a farlo sempre rivivere nel tempo. Una cosa molto importante è che questa sera ci sarà un vero e proprio momento di gemellaggio e di scambio culturale, e durante questa manifestazione al centro Nadur andremo a conferire la cittadinanza onoraria al sindaco Edward Said, proprio per l'impegno che ha profuso in questo gemellaggio nel tenerlo sempre vivo e per far girare il nome di Cicciano all'interno della comunità di Nadur e non solo. Allora la redazione di Street News ringrazia il sindaco per questo tipo di manifestazioni, perché ci vogliono anche per creare e valorizzare la comunità e non solo. Sì, il ringraziamento è tutto nostro da parte dell'amministrazione comunale a Street News per il lavoro che svolge sul territorio comunale per la promozione del nome Cicciano all'interno della Campania e non solo. Grazie a voi. Giornata importantissima per l'Italia e noi qui a Cicciano abbiamo ospite il sindaco di Nadur, ovvero il dottor Edward Said, e allora voglio chiedere al sindaco quali sono le impressioni di questo evento e soprattutto anche dell'Italia, quando arriva qua in Italia e a Cicciano che cosa si prova? Allora, prima cosa è sempre un piacere nostro essere fra i nostri fratelli e sorelle di Cicciano proprio, e questo gemellaggio adesso compie 17 anni di scambi, di attività, di manifestazioni, di tutto insieme. E le relazioni fra i cittadini di Nadur e i cittadini di Cicciano ci sono. Questa occasione era prima cosa per essere presenti a questa festa nazionale ed è stato un vero onore anche della nostra delegazione di 50 persone di essere qua, ma anche di far ricordare e rafforzare sempre questo gemellaggio, perché il gemellaggio è una fratellanza, una fraternità. I fratelli sono sempre vivi. Anche quando non sono vicini, è proprio quella l'idea nostra, di essere proprio vicini, aiutiamo i nostri cittadini, li faremo delle esperienze insieme, come l'abbiamo fatto nel passato e come faremo nel prossimo futuro. Io adesso però volevo chiedere al sindaco, ma che cosa c'è di particolare a Nadur? Ovviamente Nadur, come origine del nome, viene del nome Nadar, che significa la vigilanza, guardare il nemico e trasmettere un messaggio per l'aiuto per la isola di Gozo. Okay. Nadur è nell'alto,
E allora ha tutti questi belvedere perfetto. dell'arcipelago maltese, vediamo anche la Sicilia quando molto chiaro, e poi abbiamo ovviamente tante attività durante l'anno. Infatti quando si parla di Nadur si parla della festa di San Pietro Paolo, si parla del carnevale che è il più popolare a Malta. Ah, bello. Che si svolge in maniera classica lì a Nadur oppure... Si svolge particolarmente quello spontaneo. Con Cioè? costumi spontanei, macabri e tutto là. Ma poi ci sono altre attività durante l'anno che è il Nadur 8K, 8 km, che infatti questo anno per esempio quelli dell'Atletica Cicciano in 50 saranno a Nadur per partecipare a dicembre. Grazie sindaco, Grazie, e ci ha incuriosito anche con questo carnevale. Ci incontriamo a Nadur. Va bene, va bene. Grazie, Grazie da parte a della voi. redazione di streetnews.it.